Bentrovati amiche, amiche, amici che seguite questo spazio. Più volte mi avete chiesto di invitare nuovamente a Sicilia 24 Focus la professoressa Marcella Renis, perché molti siete interessati e incuriositi a quelli che sono i suoi studi. Oggi parleremo di nutraceutica in oncologia, una branca molto interessante, molto importante, ma lascio subito la parola alla professoressa Renis, già docente di biochimica clinica e biologia molecolare clinica dell'Università di Catania. Ben trovata, lei è una beniamina dei nostri telespettatori. Grazie Adelaide. Molti mi hanno veramente chiesto di approfondire alcuni argomenti che abbiamo lanciato in trasmissioni precedenti, ma c'è stata la pausa estiva e adesso riprendiamo un po' i discorsi. Oggi riprendiamo le nostre chiacchierate. Esatto. Buonasera a tutti gli ascoltatori. La nutraceutica è una scienza che è molto vicina come pensiero a quelli che sono gli integratori. Oggi noi parleremo di onconutraceutica, cioè dell'utilizzo della nutraceutica in oncologia. L'oncologia e quindi il paziente oncologico dovrebbe essere seguito in maniera integrata. Che cosa intendiamo noi in maniera integrata? Sì, con la chemio, l'immuno, la radio, tutto quello che l'oncologo ritiene corretto e opportuno fare. E questo io lo vorrei sottolineare, non stiamo parlando di alternativi che sostituiscono alla chemioterapia, alla radioterapia, perché ci sono tanti imbonitori che sappiamo che dicono Dante fandonie, mandando la chemio e la radio vanno fatte secondo quello che è stabilito dall'oncologo, dal gruppo di oncologia, di radioterapia e via di seguito. Quindi stiamo parlando di affiancare, affiancare le tecniche classiche con qualcosa che può aiutare ad avere maggiore efficacia nelle tecniche classiche e può aiutare a prevenire gli effetti collaterali che le tecniche classiche comportano. La chemio, la radio, soprattutto la chemio, sappiamo che può avere qualche effetto collaterale che si esplicita in nausea, vomita, non sempre, ma talvolta. Questa nutraceutica... Vorrei ricordare un attimino solo il nostro numero di telefono, il 342 74 55 005. Se volete rivolgere delle domande alla professoressa, fatelo subito con un messaggio. Lo dico subito perché poi spesso questi messaggi arrivano quando proprio siamo in chiusura. Prego professoressa. Allora, perché è importante fare questa integrazione, diciamo, con i prodotti nutraceutici? È importante farlo intanto in prevenzione. Noi lo dovremmo fare così, di default, non quando già abbiamo il tumore, ma prima per prevenire. Il concetto di base è che noi tutti dovremmo cambiare stile di vita, come dicevamo nella nostra conversazione poc'anzi. Cambiare stile di vita vuol dire soprattutto modificare le nostre abitudini alimentari. Si parte dall'alimentazione e poi cercare di aggiungere anche qualcosa che si rileva a noi carente e lo possiamo aggiungere con integratori o con nutraceutica. Allora, cos'è la nutraceutica? Mi aveva chiesto prima Adelaide. Allora, la nutraceutica è un termine che è stato coniato nel 1989 ed è stato coniato esattamente da un signore che si chiamava Stephen De Felice. Stephen De Felice coniò questo termine per riferirsi a sostanze che avessero una comprovata efficacia per migliorare il benessere dell'uomo. E questo è il concetto. Quindi noi diciamo che la nutraceutica è qualcosa che sta in mezzo, una sorta di ponte tra l'alimento e il farmaco. Tra l'alimento e il farmaco in mezzo c'è la nutraceutica. Vogliamo fare un esempio di alcune di queste sostanze, di questi principi? Sì, sono attivi, li chiamiamo noi attivi, che sono benefici per l'uomo e a differenza dell'integratore, l'integratore si mescolano in genere come termini, ma vanno differenziati. Perché si mescolano? Perché tutti e due sono legiferati in Italia dallo stesso decreto legislativo. Però facciamo degli esempi perché non vorrei che i nostri telespettatori la curcuma è
un nutraceutico perché è stato dimostrato che è efficace per alcune condizioni, per esempio ha un potere antinfiammatorio o un potere antitumorale. Ma basta mettere un po' di polverina di curcuma nei nostri alimenti? In prevenzione può essere utile fare anche quello, in prevenzione. Quando parliamo invece che dobbiamo dare un tono diverso, affiancare una terapia, allora bisogna avere il dosaggio esatto che va stabilito di volta in volta da individuo a individuo, perché noi siamo in un momento in cui parliamo di medicina personalizzata. Un vestito non sta bene a tutti, ognuno ha bisogno del suo vestito, della sua taglia. La medicina va personalizzata. Allora, questa nutraceutica praticamente è qualcosa che tira fuori da sostanze naturali, estrae dei principi attivi, li dosa, li concentra, verifica che siano efficaci e fa una verifica con la ricerca fatta in vitro sulle culture cellulari o in vivo su animale e poi con i trials clinici sull'uomo. I trials clinici stanno aumentando sempre di più e una volta che verifica l'efficacia lo dà per fatto e quindi per accertato. L'integratore invece è qualcosa che integra, infatti nel foglietto illustrativo, nel bugiardino diciamo dell'integratore, noi in genere che cosa troviamo scritto? Da assumere in caso di carenza. Che cosa Quindi stiamo parlando che, facciamo degli esempi, la vitamina D, sono carente e la prendo. Bene. La vitamina C, sono carente e la prendo. Ma queste sono anche nutraceutici. Ah, queste sono perché è stato dimostrato che sono efficaci in molte cose. La vitamina D poi è, ormai lo chiamiamo ormone la vitamina D, perché ha un'efficacia antitumorale mostruosa, per esempio. È stato dimostrato che c'è una relazione inversa tra carenza di vitamina D e tumori al seno o al colon, per esempio. Quindi la carenza di vitamina D che noi ci portiamo, ahimè, dalla nascita, perché non continuiamo a prenderla ogni giorno dalla nascita, poi può darci delle condizioni avverse che possono anche sfociare in una condizione tumorale. Questo non vuol dire carenza di vitamina D proprio uguale tumore, giusto? Però può essere. Allora, cosa è la cosa a cui bisogna dare importanza? Al fatto che molto spesso servirebbe una interazione, quindi una attività multidisciplinare tra l'oncologo, se vuoi anche il medico di famiglia, l'oncologo, il farmacista che ha un ruolo fondamentale, il farmacista, e il nutrizionista clinico. Si dovrebbero parlare per capire il soggetto di cosa ha bisogno. Invece facciamo un passo indietro. Se si volesse fare prevenzione, sì. Ecco, come si fa? Cioè, così di testa nostra incominciamo a prendere, non so, la curcuma perché è un antinfiammatorio, un po' tutti siamo... Per fare prevenzione, come ci noi prendiamo intanto la vitamina D, quella è una cosa da fare di default, però prima si dosa e poi si prende, prima si fa un'analisi, si vede quanta ne ho in circolo e quanta ne devo prendere, si vede quindi... se ne prende una certa quantità delle unità internazionali, per un periodo di 3-4 mesi si rifà l'analisi per vedere se la quantità che sto assumendo funziona, perché il metaboloma della vitamina D è molto complesso e non è detto che su di me quella quantità, non so, 3.000 che prendo di unità vada bene e su mio marito, un altro di casa, un amico vada ugualmente bene. Si controlla. Allora, prima di tutto vitamina D, ma la vitamina D va in triade, bisogna prendere D, K2 e magnesio, perché il magnesio serve alla D per funzionare meglio nel suo metaboloma. La K2, la vitamina K2, anche se in minima quantità la fanno i nostri batteri intestinali, i nostri microorganismi intestinali, la K2 ci serve perché la K2 attiva una proteina che dice alla D: dai, fai entrare il calcio nelle ossa. Esatto, questo del calcio nelle ossa è un argomento molto interessante e molto importante, soprattutto per le donne in menopausa. Alcuni medici sorridono all'idea della vitamina D perché dice no, ci vogliono delle cure un po' più
consistenti per non incorrere in osteoporosi, eccetera. Ecco, la sua opinione su questo fronte qual è? La mia opinione è che intanto bisogna conoscere il paziente, non bisogna fare per tutti uguali nella ricetta della porta accanto. La mia opinione è che la vitamina D va presa dalla nascita, sempre controllando quanto. In menopausa serve, ma in menopausa possono anche servire altre cose, come per esempio oggi si parla tanto degli ormoni bioidentici, che possono sostituire qualcosa che a noi manca e ci accompagnano meglio, non solo in menopausa, ma ci accompagnano fino all'età molto più matura, no? E la vitamina D va assunta sicuramente, va assunta la K2 in una certa proporzione, perché la K2, oltre, come ho detto prima, ad attivare una proteina che si chiama osteocalcina e che dice alla vitamina D manda il calcio nelle ossa, la vitamina K2 attiva anche un'altra proteina che va a togliere il calcio che si deposita dalle ossa, scusate, nei vasi, perché il calcio circolante, se in eccesso, si deposita nei vasi molli e abbiamo le calcificazioni che sono molto dannose. Molto pericolose. Il magnesio va assunto ogni giorno, quindi questa triade noi dobbiamo prenderla ogni giorno, anche quando andiamo al mare e al sole, quindi più che al mare, no? Quando ci esponiamo al sole possiamo ridurre la quantità di vitamina D se il nostro medico, il nostro nutrizionista ce lo consiglia. E ci sono dei complessi che vendono insieme K2, vitamina D? No. Quindi la K2 si deve prendere per in minima parte. Per quello che è il mio pensiero, non vanno prese insieme, vanno prese da sole, perché ci sono dei recettori uguali e quindi c'è una competizione recettoriale. La D si prende la K2 dopo 4-5 ore e personalmente preferisco anche quella liquida in olio direttamente. Sì. Qui c'è qualcuno che ci sta già scrivendo. Ho sentito parlare dello Shilajit, non so se lo sto pronunciando bene, che è una resina dell'Himalaya che ha dei benefici a livello antinfiammatorio e altro. Dice, mi sa dire di qualcosa in più su questo. E poi ancora, la nutraceutica può dare un beneficio in caso di vasculite? Sì, può dare un beneficio anche in caso di vasculite. Per esempio ci sono dei composti che contengono resveratrolo, che sono abbastanza interessanti anche per la vasculite, ma ci sono anche delle composizioni di più nutraceutici che lavorano in sinergia e quindi sono ancora più attivi. In genere mirtilli, tutto quello che è scuro, frutti rossi e quant'altro può anche essere utile in vasculite. Per quanto riguarda la resina è una novità degli ultimi tempi e come sempre le novità fanno più scena, no? È molto interessante, può essere buona, però a livello antinfiammatorio noi abbiamo tante altre cose. Io metto al primo posto la curcuma, che ha una grande azione antinfiammatoria e che viene data in pillole anche, ma anche lì bisogna stare attenti al dosaggio, perché l'eccesso può procurare qualche danno. Quindi tutto va visto sempre con delle persone esperte che ti seguono. E poi una cosa importante su cui mi piace porre l'attenzione, non sempre si pensa, è che gli attivi presenti in un nutraceutico, ma anche in un integratore, ma anche in un farmaco, bisogna vedere sempre la farmacodinamica di queste molecole, perché bisogna sapere quanto tempo durano quindi farmacodinamica e farmacocinetica, quanto tempo la molecola dura nel nostro corpo. Per esempio la vitamina D, per dire una che conosciamo tutti, la vitamina D ha una vita media di 24 ore, quindi prendere la vitamina D una volta al mese per me non ha senso, perché si va dimezzando mano a mano e poi diamo sempre un'altra botta ai recettori. Ha una vita media di 24 ore, cioè si dimezza dopo 24 ore e addirittura nell'intestino la vita media è di 4 ore.
Allora, prima bisogna pensare farmacodinamica e farmacocinetica. Ancora a cosa bisogna pensare? I multicomponenti. Se voi guardate che li avete in casa degli integratori o dei nutraceutici che avete senza sapere che è un nutraceutico, vedete che insieme all'attivo di quel nutraceutico, per esempio curcuma, per esempio colino, che so io, c'è anche selenio, magnesio, zinco, fanno parte del complesso. Allora, anche lì bisogna stare attenti. Il nutrizionista clinico o chi dà questi nutraceutici deve vedere che non ci sia selenio, zinco in più composti che sta dando. Ad esempio, ho notato che il complesso della vitamina B viene dato spesso sia nel complesso delle vitamine, sì. Se prendiamo dei probiotici, dei fermenti lattici, eccetera, in quasi tutti gli integratori è inserita la vitamina B, B1, B2, eccetera. Perché? Perché? E quindi non si deve accumulare. No, bisogna guardare quanto ce ne possono essere delle concentrazioni risibili e allora posso prendere anche 2, 3, 4 cose che insieme poi non fanno. Ma il selenio, per esempio, anche lo zinco, che sono elementi molto utili, e lì bisogna stare attenti, perché se eccediamo col selenio, soprattutto anche il selenio per esempio lo prendono anche chi ha l'Hashimoto, deve prendere selenio, che ha altre patologie, la tiroidite autoimmune. Però se eccediamo, se si supera alcuni microgrammi, allora lì poi ci possono essere dei problemi anche di tossicità e quindi bisognerebbe andare a guardare i molti componenti. Un'altra cosa, gli eccipienti. Tutte le compresse e talvolta anche le capsule, ma in particolare le compresse, contengono degli eccipienti, che sono delle sostanze un po' che servono a compressare il prodotto. Questi eccipienti, a volte uno può avere delle sensibilità agli eccipienti, ma lo stesso per esempio biossido di silicio, che è stato demonizzato come non buono, poi è stato detto lo possiamo mettere nelle compresse, nelle capsule, purché se ne metta una concentrazione approvata dall'AIFA, da chiunque è stata approvata, in una compressa. Ma se io prendo 3 compresse di tipo diverso, 3 capsule, anche un farmaco, e tutte hanno biossido di silicio, allora non c'è più quella concentrazione approvata, la stiamo superando, quindi bisogna guardare multicomponenti, bisogna guardare gli eccipienti. Tutto quello che compone un farmaco, in questo caso un nutraceutico. La qualità e la purezza, da dove vengono? Altre domande, ma io direi andiamo velocemente in pubblicità, voi continuate a rivolgere le vostre domande alla professoressa Renis e noi ci vediamo qui tra pochissimo. Cosa vogliono? Vitamina C e eccoci, siamo di nuovo in diretta. Allora, qualcuno ci scrive, intanto ci ringrazia me, ringrazia la professoressa per questa trasmissione e poi dice: desideravo sapere qualcosa sull'uso dei chiodi di garofano e la cannella. La cannella è molto buona e in genere viene indicata anche per delle tisane che abbiano un'azione sgonfiante e anche insieme con i chiodi di garofano a volte ci sono delle tisane per esempio o delle mix anche diciamo da fare con frullando proprio delle banane e cannella, una che va tipica è banane, cannella e semi di chia che devono essere messi a bagno per una notte perché formano questa sostanza gelatinosa e poi si frullano tutti insieme con aggiunta di cannella e dovrebbero avere un effetto sgonfiante. Ecco, dice, ma gli integratori per il colesterolo, contro il colesterolo, come la famosa siliberina, è il nome del farmaco, sono davvero efficaci? Io sono allergica alle statine e vorrei capirne di più. Allora, dipende da quanto elevato è il colesterolo, il totale e l'HDL, quello che si chiama buono, perché poi l'indice di rischio viene calcolato facendo una divisione tra il valore del colesterolo totale e quello dell'HDL.
ed è un valore di rischio che non deve superare un certo livello per le donne o per l'uomo. Allora, il colesterolo, per me, questa è la mia posizione, se è intorno a 2,40, 2,50, io non andrei con le statine. Poi bisogna vedere il soggetto, se è un soggetto cardiopatico o se è un soggetto che ha solo il colesterolo alto. Certo. Quindi dobbiamo studiarcela col medico la situazione. Allora, per il colesterolo basterebbe cambiare non la dieta. A me non piace molto il termine dieta, che lascio alle dietiste che sono bravissime e le sanno fare benissimo. A me piace il concetto di abitudine nutrizionale, per cui do dei consigli nutrizionali, cosa devi acquistare quando vai al supermercato, quindi cosa ti ritrovi a casa e cosa puoi mangiare. Se cambi il tuo stile di alimentazione, di nutrizione, già il colesterolo comincia ad abbassarsi. In più, se basta solo una camminata di 30 minuti al giorno e questo già aiuta molto ad abbassarsi il colesterolo. Se i livelli sono più alti, la signora dice che è allergica o sensibile alle statine, mi fa molto piacere perché io non amo molto le statine, tranne in casi molto particolari, anche perché le statine nel fare il loro effetto sul bloccare la sintesi del colesterolo utilizzano molto il coenzima Q10, che è una molecola che è ubiquitaria, si trova un po' ovunque ma serve molto ai mitocondri, cioè alla nostra centrale energetica, ragion per cui spesso chi assume statine ha carenza di questo Q10, soprattutto se ha superato i 50 anni, 60 anni, perché noi produciamo questo prodotto fino a 50 anni, poi via via non lo produciamo più e quindi cominciano i crampi dappertutto, alle gambe in particolare, perché i nostri muscoli risentono di questa carenza di Q10, quindi del malfunzionamento del mitocondrio. Chi prende statine deve assolutamente prendere Q10, per forza. Va bene. Professoressa, andiamo veloci perché qui continuano le domande, continuano anche le persone che sono interessate a questi argomenti e dice grazie perché state affrontando questo argomento, perché pochi sanno queste cose, questi concetti. Vogliamo fare un accenno alla vitamina C, al diabete, se si può prevenire, a parte lo sappiamo, lo stile di vita, eccetera. Ecco, ci sono dei nutraceutici che possono aiutarci per una persona che magari ha avuto i genitori diabetici ma non lo è ancora, quindi ha quella predisposizione, quindi stare sì attenta a ciò che si mangia, lo stile di vita, il movimento eccetera, ma c'è qualcosa che può aiutare queste persone? Ci sono delle sostanze nutraceutiche che bloccano un poco a livello epatico la produzione o la gestione del glucosio, diciamo. Io punto sempre di più sull'alimentazione, perché adesso anche in ambito oncologico si parla di queste diete mima digiuno, no? Per gli digiuni intermittenti, sostanze mima digiuno, ma per esempio ci possono essere delle sostanze, lo stesso resveratrolo, che servono a stimolare alcune proteine che si chiamano sirtuine, sono una parolaccia, sembrerebbe, sono delle deacetilasi, tolgono dei gruppi acetilici. Queste proteine hanno il ruolo poi nella loro attività di mimano il digiuno, quindi prendere questi nutraceutici, il resveratrolo che è un mima digiuno può andare bene, ma nei pazienti oncologici c'è un'altra molecola molto interessante che si chiama polidatina. L'abbiamo utilizzata anche chi di noi ha fatto nutrizione e assistenza nel periodo Covid, l'abbiamo utilizzata anche per il post-Covid perché era molto utile insieme con la lattoferrina per esempio. La polidatina è una forma glicosilata del resveratrolo ed è veramente utilissima perché ha un'azione antitumorale, antinfiammatoria, proapoptotica, cioè favorisce la morte delle cellule, no? Cancerogene. Il resveratrolo può essere utile anche perché si comporta, stimola queste sirtuine. Per quanto riguarda anche il diabete, poi la vitamina C è fondamentale perché la vitamina C è un cofattore di molti enzimi,
anche di alcuni enzimi che sono nel metaboloma della vitamina D, di tutte le idrossilasi. La vitamina C è importante anche per le idrossilasi che devono fare collagene. Questo è un altro discorso che noi potremmo fare, ecco, in un unico giorno. Ormai dicono, in un unico giorno. Prendere collagene fa bene alle ossa, alle giorno possiamo cartilagini, dedicare la nostra chiacchierata esclusivamente al collagene. Quale collagene? Perché collagene? Da quando il collagene? Ma la vitamina C è utilissima ai pazienti oncologici che fanno chemioterapia. Il paziente che fa chemioterapia, noi utilizziamo livelli, vitamina C da 1 grammo e anche più, e la diamo sino a 2 giorni prima della chemio. La sospendiamo e la riprendiamo 2 giorni dopo. Ma fondamentalmente i nutraceutici in oncologia sono in genere dei polifenoli, cioè delle sostanze che vengono dalla natura e hanno un grande potere antiossidante. Anche qui, punto, perché alcune chemioterapie e immunoterapie hanno come obiettivo aumentare i radicali e ammazzare le cellule tumorali per stress radicalico. Allora, se la chemio che si sta utilizzando ha questo obiettivo, cioè innalzare le specie radicaliche che possono servire a portare a morte le cellule tumorali, e noi gli diamo un antiossidante, magari in grande quantità, stiamo andando contro l'azione della chemio. Ecco perché bisogna parlarsi, attenti, sapere, conoscere per poter andare avanti. Perché se no la chemio fa un lavoro e poi l'integratore ne fa un altro contrario. E a quel noi punto diciamo che le vitamine utili in oncologia, ma anche nella vita di ogni giorno per tante altre cose, sono la A, la K2, la E, la D e poi quella che adesso chiamiamo vitamina F, l'abbiamo nominata così, ma questa vitamina F è un insieme di qualcosa, si dice volgarmente vitamina S, ma praticamente è costituita da acidi grassi, in particolare dall'omega 3. L'omega 3 è fondamentale, è molto importante. L'omega 3 regola anche il colesterolo, un colesterolo a 2,40 può essere anche regolato da attività fisica, alimentazione omega 3 e può essere poi anche curato per esempio da un nutraceutico che si chiama mela annurca. Il nutraceutico mela annurca è un brevetto che è stato fatto dall'Università di Napoli Federico II ed è una mela particolare napoletana, da cui si dice: allora io mi compro la mela annurca, me la mangio e sto bene. No, perché tu dovresti mangiare non so quanti chili di mela annurca per avere quell'efficacia. La mela annurca agisce in particolare sul colesterolo LDL, però omega 3 e mela annurca insieme lavorano bene sul colesterolo tutto. Bene, grazie professoressa. Un'ultimissima domanda ce la pone una nostra telespettatrice, si chiama Angela, dice: per la menopausa, le caldare, l'umore, il gonfiore, cosa potremmo suggerire? Sì, per tutto questo noi dobbiamo andare a queste tisane che hanno il potere sgonfiante, che sono anche a base di semi di chia, semi di lino, e poi possiamo aggiungere in queste tisane ananas o banana, no, tisane, sono frullati, scusatemi, frullati. Ora, insieme a questi però, che cosa possiamo fare? Possiamo andare a vedere se noi stiamo andando anche in insulinoresistenza. Come si fa? Si fa l'analisi del glucosio, della glicemia, l'analisi dell'insulina, si fa un rapporto, c'è un calcolo che si fa e ci dice se stiamo andando in insulinoresistenza. Si va ad analizzare l'emoglobina glicata. L'emoglobina glicata è più importante della glicemia da analizzare, perché l'emoglobina glicata ci dice se negli ultimi 3 mesi abbiamo avuto un picco glicemico. Per esempio, persone che non hanno mai avuto disturbi di glicemia o li hanno avuti al limite si trovano un'emoglobina glicata in questi giorni molto elevata e si allarmano. Che è successo? Vado in diabete? No. Forse hai mangiato troppa uva, qualche fico, troppa frutta e quindi negli ultimi 3 mesi hai portato e avuto questo picco glicemico che non va bene. Rivedi tutta la tua alimentazione, no? Certo, va bene, io direi
che il nostro tempo si è concluso qui, come vedete vola, le domande sono tantissime, l'argomento è interessante perché abbraccia tanti aspetti della nostra vita, non solo... Va approfondita la nutraceutica in oncologia perché ci sono tante altre molecole che servono da caso a caso, no? Da caso a caso. Certo, e magari in un'altra... Da tipo di tumore a tipo di tumore anche. Certo, dipende anche dai tipi di tumore. Certo. Beh, ci ripromettiamo di approfondire l'argomento, di tornare a parlarne se ne avete voglia, ma capisco dalle domande, dalle sollecitazioni che ho ricevuto in questi mesi che l'argomento interessa, quindi grazie professoressa Marcella Renis. Grazie ai telespettatori che ci hanno ascoltato. Grazie alla regia che ci ha seguito fin qui e anche a voi che ci avete seguito. Grazie e alla prossima. Arrivederci alla prossima.